Bene, allora siamo qui a Melete di Tomba, ospiti del sindaco Claudio Violino. Naturalmente stiamo approfondendo un evento che è molto importante, è la festa della mela, la sagra della mela. Insomma, Pantianico, che fa parte naturalmente del comune di Melete di Tomba, ha trovato una soluzione tanti anni fa, adesso il sindaco ci dirà come, che è diventata un po' il fiore all'occhiello della regione, non so, travalica anche i confini nazionali. Allora, sindaco, come è nata questa idea della mela che è brillante, brillantissima? Qualcuno anche cerca di copiarvi. Allora nasce nel 1969, ormai lontanissima, infatti questa è la 52esima edizione. 2 edizioni sono state saltate negli anni scorsi per via del Covid, avrebbe dovuto essere comprensibile. La 54esima, ma invece è 52esima. Nasce, diciamo, per un'idea del compianto Gigi Molaro, peraltro uomo di quelli che si impegnavano nell'attività sociale del comune, no? Da vecchie democrazie cristiane, no? Di che era in tessuto connettivo, in tutte le associazioni, no? Connettivo. Infatti è intestato a lui il campo sportivo, il campo di calcio. E questo Gigi Molaro allora ideò questa sagra della mela connessa all'azienda agricola Pantianico dell'Ente Tre Venezie, che era nata negli anni 60, all'inizio degli anni 60 come proprietà pubblica, e erano stati espropriati i terreni ai contadini, erano terreni a prato, ed era diventata un'azienda modello con irrigazione a pioggia e con frutticoltura che allora nel territorio non c'era, ed era specificatamente per mela, c'era qualcosa di pere ma sostanzialmente era la mela. Allora l'idea di Molaro è stata quella di inventare una sagra, un luogo dove vendere il prodotto mela che veniva ottenuto da questa azienda Pantianico, e da lì è nata questa sagra che poi ha continuato, ha preso piede, poi si è evoluta ovviamente con anche tutta una serie di interventi culturali, pochi eccetera, sanno eccetera. che produce sidro anche aceto, che è una cosa importantissima per noi. Sì, diciamo che oltre alla classica produzione delle mele, poi ha inventato il concorso delle mele, cioè c'è una commissione formata da tecnici dell'ERSA, da tecnici comunali, da tecnici della regione e da esponenti della Proloco di Pantianico, che gira tutte le aziende, fisicamente le aziende durante l'estate, le controlla e stila un premio Friuli, no? Premio Mela Friuli. Ogni anno viene assegnata la miglior azienda frutticola di produzione. Che non dimentichiamo, noi parliamo tanto del Trentino Alto Adige, ma la mela friulana e soprattutto la vostra mela è una mela di eccellenza. Non possiamo dirlo, ma tutti i cadetti altoatesini espulsi dalla regola del maso chiuso, i secondi figli, i primi redditano l'azienda, i secondi vengono espulsi, gli danno i soldi, con i soldi hanno comprato tantissime aziende qua in Friuli, producono la mela in Friuli e la vendono tante volte marchiata con altre cose. Vuol dire che la mela qua è un fenomeno che ho sentito ancora parlare, è un fenomeno che comunque ci inorgoglisce, perché vuol dire che la qualità della mela qua è d'assoluto livello. Lo dicono perché soprattutto nell'area, anche qui, ma soprattutto nell'area dello Spilimberghese, esatto, dove c'è questo cambio repentino di vento e di clima con le colline, con le montagne incombenti, che conferisce una croccantezza e una qualità alla mela assolutamente eccezionale. Io ho avuto modo tempo fa di visitare una di queste ditte, e effettivamente quello che dice lei è la stessa cosa, cioè il Trentino era molto vicino, diciamo così. Ma diciamo che per qualità, insomma, gli amici trentini e sudtirolesi ovviamente hanno una tradizione che non ci pare, però insomma per qualità. Ma anche l'aceto è molto importante. Aceto, sidro, il sidro è diciamo è succo di mela fermentato, leggermente fermentato. Negli altri paesi, per esempio la Francia, il sidro va alla grande. Sì, tutta la parte diciamo soggetta alla storia, storicamente ai Celti, no? Dove c'erano i Celti c'è il sidro e la birra, dove c'erano i Romani c'è il vino e l'olio, no? E questa differenza. Noi appunto apparteniamo. Noi siamo lì tra Mediterraneo e mondo tedesco, borderline, diciamo borderline. E centro Europa, e quindi tra birra, sidro e vino. E quindi c'è anche un'ottima produzione di sidro, produzione di aceto, produzione di succo di mela. A proposito di questo, diciamo che da alcuni anni ormai esiste un consolidato gemellaggio tra la Proloco di Pantianico e una iniziativa similare
in Austria, in Carinzia, a San Paolo, in Lamantal, dove c'è una magnifica abbazia, dove c'è una festa il mese di maggio, il Most Barkeiten, dove c'è un concorso di meli, di sidro, di succo e di aceto. E quindi c'è un gemellaggio nei fatti, insomma. Sì, c'è un gemellaggio diciamo ormai consolidato tra le due organizzazioni che gestiscono le sagre, le rispettive sagre, ma anche noi come comune ci siamo gemellati col comune di San Paolo e recentemente abbiamo controstilato proprio l'altro giorno a Paldianico la firma di amicizia con gli amici di San Paolo, e vorremmo diventare anche un simbolo, no? Speriamo anche negli amici sloveni, Carinzia, Slovenia e Friuli potrebbero diventare l'idea è molto buona, centro della Mitteleuropa, così come una volta è stata l'Alpe Adria, che ha all'insegna della mela, che è un frutto, diciamo, la Galeotta fu la mela. Esatto. Bene, grazie Sindaco per queste notizie, dove ci vediamo ancora con la nostra emittente. Grazie a voi.